1, 2, 3, eccoci, dovremmo essere in diretta. Ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ben ritrovati ad una nuova diretta dei Ignorant, anche oggi. La settimana scorsa sono successe cose strane, cose che sorvoliamo, ma la puntata di oggi sarà interamente dedicata alle canzoni degli altri, cioè canzoni non dei Ignorant. Infatti, come vedete, stanno aumentando le persone che ci seguono in diretta in questo momento. Grazie, sempre molto gentili. E niente, allora oggi avremo un sacco di ospiti, un sacco di amici abbiamo invitato. Abbiamo pensato di chiamare le persone che nel corso degli anni hanno collaborato nel realizzare le nostre canzoni, cioè chiamiamo chi ha suonato le nostre canzoni per far suonare le canzoni degli altri, cioè è tutto un meccanismo strano, ma è giusto così. Intanto che aspettiamo che si collegano, momento karaoke. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava Help and Ticket to Ride, oh Lady Jane, oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara ai Viet Cong. Ta-down, down, ta-down, 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 down, 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 ta-down, ta-down, down. E niente, poi nella seconda strofa muore, quindi non ve la faccio sentire perché stiamo allegri. Allora, bene, vedo che si è collegata già un po' di gente. Ciao a tutti quanti. Come sempre non riesco a leggervi tutti perché insomma suono, leggo, faccio e disfo, quindi niente, vi leggiamo dopo. E soprattutto vi ricordo che adesso ci state guardando in diretta, ma che potete anche vederci da domani in differita sulla nostra pagina Facebook o anche su YouTube. E niente, allora, ragazzi, adesso abbiamo uno scoop, cioè abbiamo un ospite incredibile, internazionale incredibile. Non è vero che è internazionale, però abbiamo uno spitone. Perché allora eravamo lì alle prove a dire cioè, che invitiamo a questa puntata, e salta su Tia e dice ma perché non invitiamo Max Pezzali? Io ho detto sì vabbè Max Pezzali, e fa vabbè cantautore, pavese, tutto quanto, perché non lo contattiamo? E ho detto vabbè ma come fai tu a conoscere Max Pezzali o conoscere qualcuno che vabbè ci ha pensato Tia, mi ha garantito che oggi avremmo avuto il collegamento direttamente con Max Pezzali. Lo contatto e vediamo. Sono anche un po' emozionato perché è l'idolo di una vita che incontro oggi in diretta, quindi attenzione, solo per noi, Max Pezzali. Ecco. Non mi ricordo, ma pensa a te. Vabbè. Buonasera signor Pezzali. Ciao, sei buono, giusto? Sì, mi sembra un po' strano sto Pezzali, cioè, c'è un po' la fisionomia, mi sembra un po'... Perché mi sono fermato nel 2005 quando mi ero un po'... Però c'è un po', capito? No, cioè, io in realtà ringrazio Tia che mi ha detto di, come dire, di contattarvi, no? Perché io non mi ricordo più niente. Cioè, io so che... Come si ricorda più niente? C'è il signor Pezzali che non si ricorda più la... Cosa devo dire? Non mi ricordo più i testi, cioè niente, zero proprio. Cioè,
io so che, cioè, tu sei un mio fan, no? E mi ricordo che un po' di tempo fa, il Eh, Tia che tra l'altro simpatico, ma non è neanche tanto bello, ma aveva portato un vostro disco, no? Cioè, incredibile! l'ho ascoltato, bellissimo, bravissimo proprio, ma c'è una roba, cioè, però non mi ricordo più le mie canzoni. Io so che ho fatto anche un film, Quello lì non ci meglio, eh. mi ricordo, e ho fatto un po' dei dischi e che c'è, però non, Ma ce li boh, ha tutti, è bellissimo. ho visto delle banconote con sulla mia faccia e non capisco. Eh no, ma perché quello lì è con un deck, ma veramente non si ricorda più niente? Ho fatto un me, giro, non lo so. Ma, E non- dicono che è ammazzato, non so chi, e quindi niente. ma perché ha su una maglietta dei 388? Io la vedo al E contrario. no, perché c'è l'effetto, come dire, c'è l'effetto specchio, no? Quando fai le dirette, no? Cioè si vede che non sei tanto esperto. No, Cioè, no, infatti, non, no. io vedo che c'è su una maglietta di un supereroe, Sì, però lo leggo al contrario, cioè non si certo, capisce quindi niente. leggi Eni Real Vouv. C'è, che non so chi è, però Il è supereroe è bravo. proprio quello, è Eni Real Vouv. Quindi non mi ricordo niente, cioè, e quindi so che tu, no, sei un mio fan, no? Cioè, Sì, mi dice Tia, nel senso Tia un po' di più, mi ha detto che è un po' più fanatico Tia, però te un sì, sì, pochino. sì. Diciamo che è un po' più malato, Tia, sì. Non è che riesca a farmi sentire qualcosa in modo da farmi tornare la memoria, cioè, perché insomma, è vero che hanno rinviato i concerti, però devo ripassare, insomma, Ma perché ha sai com'è, qualcosa di suo, signor Pezzali? un po' di chi. No, suo, cioè tuo. Sì, sì, è qualcosa, cioè, uno delle più famose, non lo so. Vabbè, C'è un adesso facciamo un altro cioè, momento karaoke, dopo Morandi facciamo un altro momento karaoke. guarda, se ce la fai, io veramente se te ne sono grato in una maniera proprio assoluta. E, cioè, grazie, grazie Secondo me mille. è qualcosa di Grazie, strano in questo Tia, però in questo, in questo Max Pezzali, però boh. grazie mille, mi ricordo qualcosa. Non so perché, però un tipo, non, Vabbè, io farei questa allora. tanto che almeno ti sento un po' Certo, meglio. certo. Ciao. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui. Esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni del Fidesz di Ralmar, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo, siamo qui noi, siamo qui Se la ricorda questa? Grazie veramente, perché adesso mi è tornato un po', cioè, ho anche capito da che album viene, cioè, adesso sono andato anche a leggermi il testo e insomma, ma ne ho fatti tanti, però, Sì, quando sì, appena sì. trovo. Aspettiamo quello nuovo. Sì, adesso ci sto lavorando, vi posso assicurare, cari fan, visto che vi siete lamentati, che Eh? non è una raccolta, giuro, No, stavo direi di no. Direi stavolta sembrerebbe di no. male perché anch'io mi ero un po' rotto le balle e quindi no, cioè, ti ringrazio, nel senso, poi salutami Tia quando lo vedi perché No, certo, adesso poi lo chiamo e no, grazie di questa ospitata e grazie a te. grazie mille. Pratico questo. Deborah, questo è fortissimo, cioè, devi conoscerlo. Moglie, grande. Certo, no, certo. Va bene, Bellissimo. grazie, Sorpezzali, alla prossima. E continuate, io aspetto il prossimo disco dei Ignorante. E anche lì stiamo vedendo se farò una raccolta o no. Uno, però, nel senso, aspetto che Tia mi incontra ancora in giro.
Certo, magari. grazie, signor Pezzali. E buon proseguimento. Grazie, Ciao. ciao, ciao. A me non sembrava proprio l'originale, però mi sembra un Pezzali preso tarocco. Cioè, adesso ve ne faccio sentire un'altra un po' datata, ma insomma, maggio è alle porte, quindi Fiore di maggio, di Fabio Concato. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro al cuore, sole di primavera. Su quello scoglio immaginato un fiore, e ti ricordi c'era un paese in festa, tutti ubriachi di canzoni di allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su dal cielo, ci hai trovato e piano sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano, ti ha posata su uno scoglio ed eri tu. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro al cuore, sole di primavera. Su quello scoglio immaginato un fiore, ora Tanta roba, Fabio Concato, tanta roba, tanta roba. E direi di passare subito a un altro ospite. Sto andando un po' rapido perché abbiamo veramente un sacco di ospiti, un sacco di canzoni, un sacco di cose oggi, e chiamerei allora il nostro amico Andrea. Vediamo se ci risponde. Andrea Tella. Ciao! Ciao. Ciao! Come stai? Bene, tu? Mi senti? Ti sento perfettamente. Perfetto. Tutto Allora? a posto allora? Tutto a posto? Tutto a posto. Bene, Voi? bene. Noi tutto bene, come sai Bene. siamo dislocati un po' dappertutto, ma tutto bene. A posto. E niente, ti abbiamo invitato oggi perché l'ultima canzone che abbiamo fatto l'abbiamo fatta insieme a te, insieme alla tua armonica, insieme alla barba, tutto. Tutto? E, stiamo parlando dell'Home che voleva fermare il tempo, Sì. che insomma è arrivata tra l'altro in un periodo strano, perché è arrivata il 29 di febbraio, quindi avevamo appena iniziato a capire cosa stava per succedere. Esatto. E paradossalmente, non so se anche per te poi è la stessa cosa, cioè, sembra un po' che il tempo si sia fermato in questo Esatto. periodo. Cioè, tu guardi fuori dalla finestra, il tempo va avanti, però tu sei costretto a stare in casa e forse stiamo un po' recuperando il tempo perso. Sì, un po' cosa dite? brutalmente, ma è vero. Sì. Beh, comunque è stata una gran bella collaborazione quella con Andrea. È stato molto bello anche per me e speriamo adesso, insomma, adesso che forse vediamo la luce, di incontrarci al più presto, insomma. Sicuro. Cioè, lo dico Sicuro. a tutti, no? Questa cosa qui oggi. Spero di vederti al più presto, però
in effetti avevamo appena cominciato, porca miseria. Esatto. Vabbè, dai, ci rifaremo. E dai, ci fai sentire qualcosa anche tu di bello? Dai, una cosa semplice perché quelle difficili sono buon no, ecco, quindi allora, cioè, e allora, però voi non la vedete perché ho una tastiera roll di quelle che si arrotolano, ce l'ho qua. Poi ho un'armonica e un'altra armonica, però facciamo una cosa veloce. Tra l'altro lo dico per chi non ti conosce, Sì? cioè Andrea è un guru delle armoniche. Cioè noi quando ci siamo messi no, è vero, no, a parte gli scherzi, ci siamo trovati per registrare le armoniche di Long Forever Maltempo e cioè al di là cioè veramente ne sai un sacco, cioè è bellissima sta cosa. Cioè, si vede che hai una passione profonda per il tuo strumento, è bellissimo questa cosa. Mi piace sicuramente, poi quella volta lì mi sono anche preparato, quando avevi studiato. Ti ho detto, vedi, so questa, però poi alla fine... E allora, vabbè, dai, però ci sta. Dai, facci sentire qualcosa di bello. Qualcosa, Wender Sengo, Marcinino o Susanna, no? Molto semplice. Dai, quello che vuoi. Dai, comincia piano, finisci un po' più veloce. Bellissimo! Ci hai portato nel selvaggio West. Invece siamo chiusi in casa, però. Adesso vedo Paolo che scrive: dobbiamo fare un altro pezzo gospel. Dai. Io direi anche un pezzo country. Country, gospel, sempre... No, più che altro bisognerebbe uscire di casa, però. Poi... Sì, no, sarebbe utile anche quello, sì. Però se no, dai, facciamo così, ritroviamo noi stessi in casa. E sì. poi io mi sono ritrovato anche abbastanza, cioè diciamo che adesso mi conosco, diciamo che adesso avrei anche voglia di... Bravo. E niente, dai, allora staci bene, e a te e a tutta la famiglia, grazie di aver partecipato alla nostra diretta. Grazie a voi, vi mando un bacio, anche se non si può, vi abbraccio e no, sto leggendo qualche commento e poi vi amo tutti, dai, e quindi ci vediamo presto. Ci vediamo, per chi volesse seguirti poi metteremo il link insomma anche del tuo profilo, perché tu fai un sacco di cover belle, con l'armonica le arricchisci in maniera top. Grazie. Quindi... Troppo buono e troppo buoni. Ciao, grazie ignorante, un abbraccio. Ciao Andrea, grazie mille. Buona continuazione. Ciao. Ciao. Bello, un grande Andrea, grande Andrea. Grande Andrea, e adesso passerei a un altro grande, un grande Gianca, se lo becchiamo. Sì, vediamo se becchiamo Gianca, tac. Jolly Gianca. Ciao! Ciao Bone! Ciula, come ti sei messa elegante oggi? Visto? Volevo fare bella figura.
Vabbè, ma... Mi faccio vedere da tanta gente. Sì, c'ho la maglietta di Enere Wolf, e tu... È un personaggio nuovo della Marvel che sta... Vedrai, adesso appena riapre tutto escono un botto di film, di fumetti, di sto qua. Tutto. Come stai? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Hai sentito Andrea che botta? Sì, 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 è sempre un piacere. Tanto ne approfitto. Ciao Andrea. Ciao! Ci vediamo. Ancora collegato. Eh, Dai, cosa ci racconti di bello? Guarda, io volevo raccontarti la storia di due amici. Così mi è venuto così la voglia di raccontare una storia. La storia di un cacciatore e di un pescatore. Ah, intanto Andrea scrive ti amo Gazza, quindi non so se è una roba interna vostra che... Doveva rimanere così, invece adesso doveva uscire, doveva uscire. Deve uscire, ha fatto outlet. Beh, insomma, allora, quindi ci sono questi due amici, sai, che sono cacciatori e pescatori, non può esagerare alle volte, no? Niente, allora, una volta si sono detti, noi ci conosciamo da tanto tempo, per una volta ci promettiamo adesso in poi di non raccontare, non esagerare più, no? Quindi da adesso in poi non esageriamo più. Paolo, non cominciare. Non sta cominciando a interrompere tutto. Riesce a interrompere le barzellette anche a distanza. Fantastico. È una dote. Sì, 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 la sua dote. E, ok, quindi si incontrano, no? E a un certo punto il pescatore gli racconta di aver preso un luccio di 40 metri. Il pescatore, no, dai, ci eravamo appena detto. T'ho detto che se da oggi in poi raccontiamo le cose, tu non devi mettere in dubbio quello che io racconto. Va bene, facciamo così. Ah, è stato fuori il cacciatore. Sì, anch'io sono andato a cacciare. Ho cacciato un orso grizzly. Sì, ho cacciato un orso. E poi è arrivato anche il guardacaccia. E io gli ho sparato. Non potevo cacciare il grizzly, E scappando ho incontrato due poliziotti. E ho dovuto sparare anche a loro. No, anche a loro. Sì, ho dovuto sparare anche a loro. E poi cosa hai fatto? E sono andato avanti. A un certo punto mi sono fermato in un locale, dovevo bere e mangiare. E a un certo punto sono entrato e si sono accorti di quello che avevo combinato, perché c'era una strada. E non dirmi che hai sparato a tutti. Tu cominci a accorciare il pesce, così io, se no altrimenti io faccio un massacro. Cos'è? Cos'è? Vabbè. Bella però, bella, bella. La rubrica Le barzellette di Gianca offre sempre delle grandi perle. Bravo che hai usato perle e non hai usato un'altra parola. No, perle, io te lo dico, è da anni che te lo dico, dobbiamo portarle sul palco, nello spettacolo. Sì, portiamocele. Quelle belle però, Gianca. Ma tu, dai. Veloce. Cos'è che c'è scritto? Il livello si è impennato, ha ragione. Sì, 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 ormai. Dai, racconto come una barzelletta, poi dopo... Vai, ma tutto il tempo che vuoi. Ok. Allora, c'è un signore che sta pescando. Oggi c'è la fissa C'è la fissa del pescatore oggi. Sta pescando, a un certo punto arriva la guardia, no? Che dice, guardi, le devo fare la multa. Perché? Perché lei non può pescare qui. Ma io non sto pescando. Come non sto pescando? Perché pesca, lenza, verme, cosa sta facendo? Ah, sto insegnando a nuotare al mio verme. Beh, ma io la multa gliela faccio lo stesso. E perché? Perché il suo verme sta nuotando. No, aspetta. Che è il suo verme? No, io la multa gliela faccio lo stesso. Perché? Perché intanto il suo verme sta nuotando nudo nel lago. Guarda. Arriva a far ridere. Okay. Bellissimo, però mi è piaciuta molto la tua fissa sul pesce, cioè sul pescatore. Io infatti vorrei chiederti un pezzo oggi. Un pezzo di pesce? Sì, vediamo. Il giorno più bello del mondo di Francesco Renga. Cosa c'entra col pesce? No, però volevo solamente dirlo e basta.
il pescatore di Fabrizio De André. Vediamo. Ce l'hai? Ce l'ho, c'è il canzoniere qua sotto, la cerco. Ah, ok. Va bene, ce l'ho. Ce l'hai? Perfetto. Aspetta, che qua cominciamo i tecnicismi. Si vede qualcosa? Sei pronto? Sì, Vado. vai. All'ombra dell'ultimo sole, aspetta, all'ombra dell'ultimo sole, si era subito un pescatore che aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso, e nella spiaggia una sera, due occhi enormi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi da mezz'ora. La 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 e chiese al vecchio dammi, ho troppo tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, ho sete solo un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio giorno, non si guardò neppure intorno, ma prezzò il vino e spezzò il pane, per chi diceva sì. La 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 la. Vai via di nuovo verso il vento, vai via di nuovo verso il sole, indietro le spalle un pescatore, dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto di un aprile, verso all'ombra. La 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 la. La 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 la. Più o meno, più o meno. E là, Bello. abbiamo fatto un esperimento? Sì. Proviamo qualcosa di nuovo. Abbiamo visto i pesci. Era bello se al posto delle clavette avevi dei pesci. Avessi avuto dei pesci. Ma erano ancora tutti surgelati. Ah, ma poi erano... scivolano. Scivolano. Già le clavette scivolano per i fatti loro. Poi col pesce. Va bene, Gianca. Grazie mille. Adesso vediamo chi c'è in scaletta. Adesso in scaletta. Tanta roba, tanta roba. Adesso Ciao, chiamiamo Giovanni. salutami Giovanni allora. Va bene, te lo saluto. Ciao Gianca, Ciao. stammi bene. Anche te. Bene, bene. Allora, dicevo, chiamiamo Giovanni. Giovanni Trupia, detto chef per gli amici, che forse ve lo ricorderete perché non mi ricordo più quando, se 2 o 3 anni fa, avevamo collaborato per un concerto a Samperone, nella comunità della Casa del Giovane di Samperone. Aveva fatto un concerto un po' diverso dal solito, cioè tutto dal vivo con chef che appunto suonava le batterie, e quindi ve lo ricorderete probabilmente per quella roba lì, ma il buon chef è anche l'artefice del Kagheton, della nostra Kagheton. Adesso ne parliamo anche un po' con lui. Andiamo un po' a vedere se becchiamo Giovanni. Oh, Eccolo! Buonasera Giovanni! buonasera, come sta? Tutto bene, tutto bene. Guarda che c'è Just Eat per le ordinazioni, non si può più fare così, sa? Ma io mi aspettavo di trovare uno che suonava la batteria, cioè, ok, chef, ho capito chef, però mi aspettavo uno invece
No, ormai con la quarantena, col Covid, non si può fare più niente qua. Cioè, io sono qua, stavo mettendo a posto, ormai non sono neanche nell'ora delle ordinazioni. Oddio. Quindi basta, con la batteria basta, non si fa più niente. Oddio, no. Oddio. C'è la batteria di pentole. Ok. Che è sempre batteria, però... No, cavolo, mi spiace perché stavo giusto dicendo al nostro ridente pubblico che avevamo Sì. collaborato un sacco di cose, il caghettone. Sì, bei tempi, sì. E adesso, ma adesso c'è la riapertura fra poco e basta, niente batteria, niente. No, mi sono andato alla cucina, ormai non basta batterie, cioè, ormai Quindi- pochi ingredienti vanno bene, no? Cioè, non c'è più niente da fare. Posso fare proprio poche cose. No, vedo che il ritmo comunque è rimasto nel sangue. Quindi adesso il tuo hobby praticamente è la cucina, cioè È la quindi adesso cucina, fai sì. le ricette. Sì, faccio le ricette, non lo so, cosa... Che ricette fai? Beh, abbiamo visto il pescatore, vuoi parlarci di una ricetta di pesce? Di pesce, cosa possiamo fare? Possiamo fare Paolo scrive, fai la salsa chef. la salsa chef, sì, un attimo. È difficile da dire la salsa chef. Salsa chef. Declan dai. Me ne è rimasta giusto un pochettino. Adesso vi mostro come si fa, però devo farlo. Allora, prendiamo un contenitore. Ecco. Mettiamo tutto, dai. Allora. E poi adesso voi mettete il sale, giusto? Sì, Perché il sale lo stiamo mettendo un po' dappertutto, qua, anche nei dolci. sì. Benissimo, allora ce lo mettiamo, non fa schifo. Un po' di sale, sì, dai. Non Un pochettino, tutto, non tutto il barattolo. no, per metà, cioè fai scendere un Non scende? Non lo so, non scende, provo a mischiarlo un po'. Sì, Poi mettiamo un mestolo. Adesso non so se si vede bene. sì, si vede. Per girare un po'. Impatto. E... non so, poi aspettiamo un 30-40 minuti che sia pronto, però io non voglio farvi vedere tutta la ricetta. E ve la faccio vedere alla prossima videochiamata, se ce ne sarà un'altra pronta. Ok. Benissimo, è stata una ricetta breve. Mi è piaciuto soprattutto il piatto sulla pentola. Il piatto non è un piatto, è un coperchio. Sì, no, ma il Perché piatto... se no il piatto si rompeva. No. Ok, fin lì c'ero, però cioè, mi ricordava molto una batteria di pentole, cioè una pentola di batteria, adesso non so come... Una pentola di batteria. È una pentola di batteria, non so come è fatta. No, vedo comunque che ti è rimasto insomma, tutta la ritmica addosso. Sì, infatti anche quando mescolo di solito sono proprio... Vado... È un po' come... Voi avete mai provato? Vuoi farci vedere un altro piatto al volo? Allora, sì. Io direi... vi piace il jazz? Tutti quanti vogliono fare jazz. Perché resistere... Benissimo, allora un attimo... Jazz. Facciamo un esperimento jazz. Vai. Con una pentola. È un pazzo. Del riso? Cosa dire? Lì dentro c'è il jazz? No, c'è il riso. Ne mettiamo un po'.
Però devo venire più vicino perché sennò non mi sentite, mi sa. E possiamo fare... E prendiamo anche un'altra pentola che si usa di solito per il brodo. Però noi il brodo oggi non lo facciamo perché facciamo un riso jazz dietetico. Okay. Perfetto. Vedo Paola che dice anch'io volevo farlo comunque, quindi probabilmente voleva fare anche lei jazz oggi e quindi la tua ricetta è utile, vedi, a chi ci sta seguendo. Sì, esatto. Per fare il jazz ti insegno. Allora metti il riso nella pentola, ti serve un'altra pentola girata però, così. Ok? Poi ti serve un altro mestolo che non ho. Ma supponiamo che vada bene anche il cucchiaio. Certo. Quindi iniziamo a tenere un ritmo. Non so se pensare se tu sia un genio o un pazzo. E poi alla prossima diretta ve li faccio tutti pronti. Adesso non abbiamo il tempo per farlo. Perfetto. Va bene, chef. Grazie per questi piatti prelibati. Non c'è nessun problema. Grazie a voi perché mi avete fatto riscoprire la musica. Bene. Grazie, state tutti bene, stammi bene. Anche voi. Ci sentiamo presto alla prossima collaborazione. Alla grande. Ciao. Ciao. Come vedete, chi lavora con Ignorant troppo, cioè, giusto non è, cioè nel senso ce li scegliamo bene i componenti, quindi vabbè, adesso ne chiamo uno che sicuramente è in bolla sicuro, guarda, proprio questo è il top della bolla. Ci trasferiamo oltre la manica, eccolo. Ciao. Eccolo, che bello che sei, rosso e bianco, cioè sei Mr. White. Sono per questo. Mi scusi in anticipo se sentite delle botte incredibili, ma il mio vicino qua sotto sta facendo delle cose misteriose che non capisco. Magari sta preparando il jazz. Ma magari sta spaccando il palazzo, non possiamo sapere. Come va, caro Buone? Bene, mi hanno detto che settimana scorsa è successo di tutto e di più. Beh, non è che te l'hanno detto, l'hai visto, ci hai scritto alla fine e hai detto che... Sono collegato solo all'ultimo perché... E poi comunque la colpa è stata tua, diciamolo, nel senso ti sei voluto separare dal gruppo per quell'oretta lì. Oltre alla manica... E poi sei rientrato. Oltre alla manica il borsino, giusto? Oltre alla manica c'è il resto del braccio. Per cui sì, praticamente come sai abbiamo avuto questi candidati che si sono dimostrati fortissimi, per cui insomma quando hai voglia di ritirarti, ritirati, insomma. Io penso che il pubblico abbia particolarmente apprezzato il nostro candidato di Biella, che era l'Artemio. Sì, l'Artemio. Ma anche il corridore Corrado ci ha fatto innamorare, credo, no? Bene. Peccato che loro cantavano canzoni di Ignorant, mentre noi oggi siamo qui a cantare canzoni di altra gente, senza neanche prendere i soldi da queste persone. Senza neanche darglieli, tra l'altro. E senza neanche darglieli, sì, assolutamente. Oserei dire che è più una situazione di, citando un ulteriore artista, che questa è la musica che ci gira intorno, no? Che bravo! Quindi adesso andiamo a fare una canzone di quell'artista lì. No, di un altro. Esatto, vabbè. Allora, vogliamo dire due robe su questa canzone prima che suoni. Così. Questa canzone parla di un amore omosessuale che finisce male. Beh, sei stato sintetico, ma
come tutti i grandi amori, ecco. Aspetta un attimo. E Tri, il titolo è? Amami e sgonfiami. Amami, 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 sgonfiami. E amami, stentami, stracciami, applicami. E dopo stringimi, dammi l'ebbrezza dei tendini. Prendimi con le tue labbra, caressami. Rino, Rino, non riconosco gli aneddoti. E schiavami, spostami tutte le pelidi. E aprimi, picchiami solo negli angoli. Brivido, non riconosco più i datteri. Silvano, non volevo le ciccioli. Silvano, mi hai lasciato sporcandomi. E la ruota la gira, la gira, la gira. E la gira, la ruota la gira. E la storia del nostro impossibile amore continua anche senza di te. Silvano, non volevo le ciccioli. La rifacciamo, dai. Silvano, mi hai lasciato sporcandomi. E la gira, la ruota la gira. E la gira, la ruota la gira. E la storia del nostro impossibile amore continua anche senza di te. Te. Bravo. Chiedo scusa a Iannacci, è venuta di merda, però... No, non è venuta di merda. Tanto giù alla buona. Belli disegni, Poi non li ho visti però. E poi te li mando. Ma poi alla fine muore? Iannacci sì. Ciao. Cosa ti posso dire? No, perché mi è venuta in mente la canzone di Morandi all'inizio. Non l'ho fatta sentire tutta perché poi muore tanto, quindi non volevo fare. Qui invece non muore. Ma com'è che morì? Scusami. Non lo so, non ho mai suonato la seconda parte della canzone. Ma non l'hai neanche mai sentita la seconda parte? No, io mi fermo lì perché poi è troppo triste. Quando dice Viet Cong, basta. Ma lo sai che, lo dico sempre, che la potenza di una storia, la gravità deriva anche quando muore il protagonista, no? Certo, certo. Lì dovresti essere invogliato. Adesso vado e me l'ascolto. Ok. Niente, ci vediamo per la prossima diretta. Come? Chi chiamo adesso? Allora, secondo me c'è una persona che non hai che non hai ancora chiamato, che è la seconda metà di quella della di quel mela. duo che era venuto. Esatto. È l'altra chiappa, diciamo così. È l'altra chiappa della mela, mi piace che è l'altra chiappa della mela. Che secondo me era... Posso raccontare una barzelletta anch'io? Sì. Posso raccontare la barzelletta del pedofilo genovese? No, ma fa cagare! Come fa cagare? È stupendo! La prossima volta facciamo una diretta sulla cosa del coso genovese. E quella di due ubriachi? No, quella no! No. Poi faremo la rubrica barzellette di Paolo. Che sono più belle di tu. Dai, chiamo l'altra chiappa. Ciao, ci Ciao, sentiamo. chiama l'altra chiappa. Porgi l'altra chiappa, come diceva quella. Ciao. Certo, ciao. Allora, l'altra chiappa, alias Stefano Marchelli, che adesso lo andiamo a beccare, eccolo qua. L'altra chiappa perché, diceva Paolo, giustamente ha collaborato con noi sempre in quel concerto fatto a San Perone. Eccolo! Buongiorno! Buongiorno! Quindi lei è l'altra chiappa! Io sono quello dell'altra. Esatto. Come stai? Bene, diciamo che il mio vicino ogni tanto fa odori strani, però vabbè, essendo l'altra chiappa è normale.
giusto, giusto, giusto. Bene, bene. Stavo ricordando a chi ci segue che, vabbè, a parte quel concertino che abbiamo fatto alla comunità di San Perone, non mi ricordo quanti anni fa, 3, 5, 8. 3, anch'io non ricordo che anno fosse. Comunque, oltre a quello, le tue chitarre hanno suonato in tante altre nostre canzoni. Sì, Mi viene in mente Santa Lucia, sì, mi viene in mente San Giudici, sì. e non so quale altro santo, perché tu sei quello che fa i santi, quindi è stupendo. Abbiamo suonato, ti ho registrato a Legher. A Legher, è vero. Non vorrei spoilerare, noi adesso stiamo facendo dei pezzi nuovi, quindi non so, vorrei dire... Quindi dico Spoiler! No, beh, comunque, insomma, le chitarre di Stefano tornano, ciclicamente tornano. Sì, perché sono effetto boomerang, lancio, poi prima o poi ritornano. Sono l'unico musicista che non rompere le chitarre perché loro ritornano. Giusto, giusto, giusto. No, allora, oggi abbiamo sentito un sacco di canzoni, non so perché abbiamo voluto fare sta cosa delle canzoni degli altri, sinceramente, però vabbè, in qualche modo... Posso chiederti una canzone anch'io? Chiedi. Ok, fammi pensare. Voglio Pensa che io ho detto, lo chiamo Stefano perché, cioè, insomma, c'è stata, cioè, abbiamo, sì, suonato canzoni, però così, voce chitarra, tutte canzoni un po', diciamo, tranquille, ecco, non certo movimentate, non siamo abituati ai tuoi standard, quindi ho detto, magari Stefano chiude la nostra diretta con un po' di bordello finale. Tipo la ninna nanna. Tipo la ninna nanna. Può stare. Ma allora, io ho preparato qualcosa. Se vuoi prendo chitarra e più che altro vediamo se il volume dell'amplificatore può essere fastidioso, si sente o no, e da lì mi dici sì è bello o non è bello. Torna vai, ti vediamo un po' a scatti con la connessione, ma speriamo che arrivi tutto. La connessione è un po' così in questo periodo di quarantena. Dimmi un po' se l'amplificatore lo senti o non lo senti, innanzitutto. Si sente. Si sente? Si sente troppo perché è lontano? No, si sente, si sente.
Penso che può bastare. Spaccala, spaccala! Ma se Basta spacco di poi farla. ritorna! Ah, è boomerang, è vero, è l'effetto La boomerang. lancio, lei ritorna. Bravo, bravo! Grazie, gentilissimo. Lo diciamo che erano tutti pezzi presi diciamo È stato un piccolo mix dei pezzi dei Muse, diciamo. i pezzi dei Muse. Varie canzoni dei loro album, diciamo. Qui scrivono che secondo alcuni eri in playback. Per il playback? No, non penso. Bene, bello. Adesso ci saranno i Muse che mi copieranno un medley, perché non hanno mai fatto un medley così. Quindi quindi è addirittura una roba inedita. tecnicamente sì, non hanno mai fatto un mixaggio di queste canzoni assieme, quindi ho creato qualcosa di inedito, voglio i diritti. Anche noi vogliamo i diritti. Volete i diritti? Va bene. Quello che è tuo è mio, quello che è mio è tuo, sì. Esatto. Bravo, è giusto. Tecnicamente dare e avere, Giusto. Bene, grazie Ste. Ti ringraziamo perché il tempo della diretta sta quasi per finire. Grazie a voi. Grazie di tutto, speriamo anche qui di tornare a collaborare presto insieme e di fare qualcosa di bello. Volentieri. Aspettiamo che finisca tutto questo disastro, dai. Dai, speriamo presto. Ciao. Ciao Ste. Ciao. Bene ragazzi, siamo alla fine di questa diretta. Vi lascerei con un'ultima canzone che praticamente è quando abbiamo deciso di metterci in pista con questa cosa dell'ignorante, la mia idea di musica era un po' legata a questo pezzo qua, per cui l'ho messo a chiusura di diretta, perché volevo diciamo andare a fare delle canzoni che creassero un po' l'atmosfera del Ragazzo della Via Club di Celentano. Non so se ci siamo riusciti, non so se poi abbiamo abbandonato la strada, non so se ci ritorneremo, comunque io oggi ve la faccio sentire. E ciao a tutti e buona quarantena, speriamo finisca alla svelta. Vediamo se so fare adesso, mentre parlavo sto pensando come fa il giro iniziale, non me lo ricordo mica più. Più o meno. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa è in mezzo al verde ormai. Dove sarà questo ragazzo della via Glu? Si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, là troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse qui sono nato, in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire che è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che
fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa è in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ciao ragazzi, alla prossima diretta. Vado avanti così. Basta. Ciao, alla prossima, ciao ciao.